Frequento l'ITS Meccatronico Veneto, indirizzo informatica nell'industria 4.0. Ho frequentato il Chilesotti Attiene, un istituto tecnico, indirizzo informatica e telecomunicazioni, e dopo aver dato tutto me stesso dopo questi 5 anni ho deciso di frequentare l'ITS perché ho avuto una buonissima preparazione e non mi ci vedevo a fare altri 3 anni di sola teoria. Così ho scelto l'ITS perché riuscivo a combinare l'esperienza lavorativa insieme allo studio, che per me è una cosa fondamentale, insieme ovviamente a dei professionisti che vengono dal mondo del lavoro, che studiano e ci insegnano soprattutto nei vari corsi che facciamo. Durante la settimana studiamo 3 giorni, dal lunedì al mercoledì, facciamo 8 ore al giorno e l'ambiente è come quello delle superiori e quindi ci conosciamo tutti quanti, ci divertiamo, comunque abbiamo anche un buonissimo rapporto con i professori che magari nel mio caso negli istituti tecnici sono persone magari estranee, invece qua possiamo parlare, spiegare i nostri dubbi per approfondire gli argomenti. E invece il giovedì e il venerdì andiamo in azienda, quindi conosciamo il mondo del lavoro, apprendiamo e impariamo come organizzarci, e anche lì il nostro tutor ci segue in tutte le nostre mansioni o quello che andremo a fare. Io lavoro alla Salvagnini, sono nel reparto SAD, quindi Software Application Development, quindi mi occupo della progettazione e dello sviluppo software a bordo macchina. Sto studiando un altro linguaggio di programmazione, C#. Io lo conoscevo già dalle superiori, forse è per questo che mi hanno scelto, ma lo sto approfondendo perché sto imparando anche il VPF, che comunque serve per disegnare, diciamo, l'interfaccia grafica, che nell'azienda è fondamentale. Per me l'ITS è un colpo di matto per me, perché magari tutti si aspettano o vai a lavorare o magari vai all'università, invece ho deciso di provare qualcosa di nuovo perché sono fatto così, quindi ho voluto provarlo e al momento sono contento. Consiglio questo corso a chi vuole studiare ma allo stesso tempo mettere subito in pratica quello che studia. Magari non quelle persone che vogliono stare ore sui libri o giorni sui libri, e che l'ITS ti dà la possibilità di creare magari dei progetti personali, perché comunque abbiamo, diciamo, un budget che possiamo utilizzare per progetti magari che vogliamo creare, ma comunque collaborando con altri compagni, e che magari uscendo dall'ITS può essere qualcosa di utile o magari qualcosa che si crea veramente e si può utilizzare o vendere.